Pordenone in zona rossa ma con numeri non da zona rossa, per questo Fratelli d'Italia, il coordinamento provinciale, sta pensando di chiedere una revisione di queste restrizioni. Siamo con Emanuele Loperfido, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Insomma, questa è la situazione e che cosa chiederete quindi? La situazione è evidente sotto gli occhi di tutti, fortunatamente ma anche con merito sicuramente. Pordenone ha dei dati migliori rispetto al resto della regione, addirittura migliori all'interno del contesto del nord-est. Tutto questo per dire cosa? Nel momento in cui c'è una zona rossa, ovvero non ci si può muovere, quantomeno cercare di vedere nel territorio in cui i dati sono positivi di poter garantire almeno la ripartenza delle scuole. Poi abbiamo anche tutte queste attività commerciali chiuse. Se non è possibile tornare almeno alla zona arancione, quantomeno cercare di sensibilizzare per far sì che i ristori arrivino rapidamente. Questo perché? Perché questa situazione sta creando molto scontento, un nervosismo dal punto di vista sociale che si percepisce, anche perché nel momento in cui non si capisce esattamente per quale motivo dovremmo rimanere così limitati, la tensione sale. Allora da amministratori chiediamo a chi può prendere delle decisioni di valutare la possibilità di fare un passo indietro per quanto riguarda la scuola, le attività commerciali e imprenditoriali. In che modo cercherete di sensibilizzare su questo la Giunta Fedriga e il Ministero della Salute? È una missiva che è sottoscritta da tutti gli amministratori vicini a Fratelli d'Italia, eletti nel filo di Fratelli d'Italia e non solo, che invieremo per appunto chiedere che venga analizzato il contesto e venga fatto dal Ministero della Salute e dal Presidente di Regione. Se possibile cerchiamo di venire incontro a queste esigenze. Ecco, l'ha citato proprio il mondo della scuola, con tante famiglie in questi giorni costrette a casa con la didattica a distanza, soprattutto per i bambini più piccoli, quelli delle elementari che si trovano in difficoltà. Ecco, riaprire quantomeno le scuole potrebbe dare sollievo a tante famiglie. Assolutamente, il senso è proprio questo, ovvero siamo in un contesto di regione rossa, quindi i movimenti non sono consentiti. Nella zona in cui, tipo la provincia di Pordenone, i dati lo potrebbero consentire, fare in modo di poter tornare a scuola e non mettere in ginocchio le famiglie che hanno grossi problemi per quanto riguarda la gestione della didattica a distanza nelle scuole dell'infanzia e le scuole primarie. Ecco, in precedenza la Regione aveva scelto di mettere in zona arancione Udine e Gorizia, lasciando gialle le altre, poi insomma è intervenuto così la decisione del Ministro Speranza con il Comitato Scientifico di rendere tutta rossa la Regione. Ecco, una decisione che vi aspettavate oppure contavate sul fatto che Pordenone potesse rimanere meno ristretta? Siamo consapevoli che la situazione è delicata e assolutamente non vogliamo mancare di rispetto ai morti per Covid, a coloro i quali quotidianamente si battono per contrastare questa pandemia, però nel momento in cui i dati lo possono consentire, come dicevo prima, se era possibile stabilire delle zone rosse e arancioni all'interno di un contesto regionale, questo credo che si potesse fare prima e si può fare anche adesso.